L'ultima parola al comitato scientifico per avere il parere definitivo per riaprire ai familiari le case di riposo e i centri per i disabili. Lo stesso dicasi per le norme che regolamentano il trasporto. Entro lunedì dovrebbe arrivare la nuova ordinanza regionale del Veneto. E quindi abbiamo chiesto che ci sia flessibilità, ci sia comprensione e che si faccia in modo che gli ospiti possano entrare, ovviamente dal lunedì quando avremo approvato e firmerò l'ordinanza. E dall'altro abbiamo discusso del tema delle liste d'attesa. Voi sapete che, è bene dircelo con chiarezza, sapete che abbiamo avuto parecchi mesi di assenza di prestazioni, noi abbiamo dovuto contrarre le prestazioni sanitarie da dopo il 21 febbraio, per mesi abbiamo dato una contrazione estrema, tranne che per gli oncologici e le cose urgenti. Ovvio che adesso noi abbiamo gli indicatori di giugno, ve li posso dire, ci dicono più 50% rispetto al giugno dell'anno scorso. Quindi è inevitabile, nonostante si stiano aumentando le linee telefoniche, si stia facendo il diavolo a quattro, è inevitabile che se tu hai migliaia, ci sono call center che hanno circa 10.000 telefonate al giorno, capite che far fronte a tutta questa massa di attività che arriva non è una cosa facile. Chiedo un attimo di comprensione. All'ordine del giorno, nel punto stampa di Luca Zai, inevitabili riferimenti all'Election Day che passa in Senato dopo una seduta caratterizzata da una certa bagarre, ma manca ancora la data certa nella finestra definita dal decreto. Dico che c'è la finestra, ma non abbiamo capito quanto grande è il pertugio della finestra. Se è 20 settembre oppure, guarda, sai, questo governo ne ha combinate di tutti i colori rispetto alla fissazione della data del voto. Ti ricordo che il primo accordo del decreto era 6 luglio. Siamo passati dal 6 luglio a fine luglio, da fine luglio al 6 settembre, dal 6 settembre al 15, dal 15 settembre adesso c'è questa finestra ufficiale dal 15 del 15 settembre al 15 dicembre. Ma sulla carta, finché non fisseranno la data, potrebbe essere anche il 15 dicembre. Appoggia in pieno la protesta dei sanitari che chiedono anche alla Regione Veneto l'istituzione di borse di studio di specializzazione. Noi peraltro finanziamo le borse di studio, quando sono 90 borse di studio per quasi 10 milioni di euro. Però vorrei ricordare che loro hanno ragione, perché noi abbiamo un tema importante che è quello che le borse di studio, voi capite che devono aumentarle a livello nazionale, perché se no non ne veniamo fuori. Oggi c'è una richiesta spasmodica di medici specializzati, abbiamo un sacco di professionisti laureati e abilitati, noi poi la bacchetta magica non ce l'abbiamo. Se il governo decidesse di triplicare, quadruplicare le borse di studio, posso garantire che la Regione del Veneto rinuncia alla sua quota parte di fondo sanitario se ci fosse una chiamata, diciamo, di solidarietà. Pubblicati i bandi per i nuovi direttori generali delle 9 aziende sanitarie, le 2 ospedaliere e lo IOV. Tutti i funzionari scadono infatti il prossimo 31 dicembre.